Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia, in compagnia delle Sibille. Oggi è lunedì, con questa diretta iniziamo tutta la carrellata di quelle che sono le dirette settimanali. Vi ricordo gli appuntamenti fissi per ora fino a futuri cambiamenti e finché Dio vuole. Lunedì, mercoledì, venerdì alle 21:15 insieme a me. Dunque questo che vedete in sovraimpressione, oltre a essere il promemoria per gli appuntamenti, contiene anche il mio numero di telefono per quanti desiderassero contattarmi per un consulto professionale in privato, dove ovviamente abbiamo tempo e modo di approfondire le vostre problematiche oppure le situazioni che richiedono appunto uno sguardo che vede oltre. Bene, vedo che cominciano ad arrivare delle amicizie, delle domande. Vi ricordo a proposito delle domande che dovete mettere sempre il vostro nome e la vostra data di nascita. La domanda deve essere formulata in modo chiaro e che riguardi una questione specifica, dunque non fate domande doppie opzioni, non troppo generiche, cercate di dettagliarle in modo opportuno e se la domanda dovesse riguardare un'altra persona dovete anche indicare il nome e la data di nascita di questa persona. Infine è importante che siate lì, nel senso che se venite selezionati e comunque non rispondete quando vi viene chiesto ci sei, mi dici questo, mi dici l'altro, noi passiamo ovviamente alla domanda successiva e dunque diamo la possibilità che era vostra a qualcun altro. Bene, mi raccomando dunque partecipate. Per quanto riguarda poi il resto delle informazioni che dico sempre, proprio perché intanto aspetto che arrivino delle persone e poi perché è giusto anche ricordarlo a quelli che ci raggiungono oggi per la prima volta, siamo presenti su Facebook in 2 gruppi, i Cassi Sacerdotali e Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo. Dunque se volete scoprire le cose che condividiamo quotidianamente, gli argomenti di cui trattiamo, perché ovviamente questa sera mi vedete qui nella diretta, ma a noi il Marietto, quando dico noi intendo il Marietto veneziano e la sottoscritta, ci occupiamo non soltanto di Sibille, ma anche di radionica, di radiestesia, di ermetismo in generale, siamo cabalisti e io mi occupo anche di astrologia, dunque sappiate che anche nei consulti privati possiamo utilizzare queste discipline per vedere le questioni che vi stanno a cuore da tantissime prospettive. E poi siamo anche su internet, sul sito www.ilcapitano.intervista.org. Questo sito ormai è presente da ben il 2015 per divulgare in forma totalmente gratuita la radionica e trovate in effetti una serie di raccolte all'interno delle quali sono custodite, raccolte, raggruppate tutta una serie di circuiti con le loro opportune spiegazioni. Vi ricordo per quelli che non dovessero conoscere appunto la radionica che i circuiti sono spesso grafici che combinano simboli, a volte stringhe numeriche e altre cose in grado di emanare nei campi eterici e nell'astrale un determinato tipo di onde di forma. Ovviamente ogni circuito è preposto per raggiungere un qualche obiettivo tramite queste onde di forma, ma non solo, nel sito trovate anche altre dispense, tra cui dispense di chiriologia, dispense di ermetismo, dispense anche di proprio sviluppo, quelle che sono i percorsi di sviluppo e di crescita spirituale, sempre della tradizione ermetico-cabalistica. Qui in sovraimpressione vedete questo quadrante, questo grafico che raffigura la linea della vita, ovviamente ci sono anche altre indicazioni sul disegno così come potete vedere, ma se temete per i tempi che verranno potete sempre togliervi una bella curiosità guardando la lunghezza della linea della vita che più o meno attraverso questa immagine che comunque trovate sul sito vi dà indicativamente quale può essere la vostra aspettativa. Dunque state tranquilli perché mi rendo conto che i tempi sono difficili e tutto sommato questo è uno spunto di riflessione. Bene, cos'altro dirvi che sempre nel sito trovate anche la sezione shop.
Ovviamente, come avete capito, il marito e io ci occupiamo anche di Kabbalah, ma anche di quello che sono gli interventi di tipo operativo per riequilibrare le vostre problematiche, le situazioni della vostra vita, per propiziarne altre, sbloccare dei blocchi che magari sono anche di una certa entità, vecchi, e che comunque vi impediscono di raggiungere degli obiettivi. E tra questi articoli, tra i nostri servizi, trovate anche questo talismano bellissimo che raffigura l'albero sefirotico, l'albero della vita, e che è potenziato ulteriormente da tutta una programmazione radionica e radiestesica per la difesa a 360 gradi. È chiaro che bisognerebbe aggiungere, magari visti i tempi che corrono, anche una protezione da ogni forma di arma, perché questa non l'avevamo ben calcolata, ma devo dire che già 9 livelli di protezione sono straordinari e più che sufficienti. Comunque c'è la difesa dai malintenzionati anche caricata sopra. E non solo, trovate anche i sigilli. In effetti ultimamente Marietto nelle sue dirette, nei suoi video, spiega l'importanza, per quello che è questo periodo, del sesto sigillo di Marte. Per quanti non sapessero il senso, lo scopo dei sigilli, è presto detto: i sigilli si agganciano a quelle che sono le intelligenze divine, che secondo l'antica tradizione cabalistica sono suddivise nelle famose schiere angeliche, no? Trovate la suddivisione in troni, serafini, cherubini, potestà, virtù, principati, eccetera, eccetera. Dunque, ciascuna di queste schiere angeliche è preposta per governare e occuparsi di una determinata area della nostra vita. Quella di Marte sicuramente è l'area preposta al coraggio, all'ambizione, l'intraprendenza, il recupero fisico, la protezione, la difesa, ma anche di fronte a determinate lotte, battaglie e prove della vita è sicuramente un contributo straordinario. E il sigillo è in grado, proprio perché si aggancia a delle intelligenze divine che sono a loro volta collegate a determinati ambiti della vita, per estensione di significato e per assonanza vibratoria, appunto sono associati anche a quelle che sono i dominatori planetari, conosciuti anche dalla tradizione astrologica. Pertanto è possibile tramite i sigilli correggere delle nascite difficili, problematiche, che magari hanno aspetti planetari piuttosto impegnativi, e dunque si prepongono di essere un contributo per la difesa dell'anima e del corpo. Questo è importante, perché è vero che siamo qui per esperire, siamo qui per crescere, ma a volte il karma può essere un pelino ingentilito o diluito nel tempo, e comunque un po' migliorato. Bene, detto questo, ecco, il Marietto ricorda anche, tramite quest'immagine bellissima che vedete in sovraimpressione, che ci occupiamo anche di ritualistica. Dunque, come dicevamo prima, sono molte le strategie che possiamo mettere a vostra disposizione in modo professionale riguardo sblocchi o situazioni che richiedono una spinta propiziatoria. È chiaro che questo tipo di interventi vanno valutati tramite consulto professionale, perché ogni situazione è a sé, e va da sé che ogni situazione richiede dunque un suo particolare intervento e può essere modulato da una serie di operazioni differenti fra loro. Dunque evitate di contattarci in privato. Questo rito cosa costa? Perché non funziona così, perdete tempo e lo perdiamo anche noi. Allora, benissimo, detto questo, ricordo anche che un'altra arma al nostro arco, e al vostro chiaramente, se lo riterrete di vostra necessità, sono i protocolli di riequilibrio. E chiaramente consigliamo sempre a tutti quelli che intendono mettersi sul sentiero sia di crescita individuale, personale, spirituale, sia ritualistico, di cominciare sempre da un protocollo di riequilibrio, così da lavorare su una base pulita. Ecco, ora vi ricordo che comunque il venerdì ci occupiamo di queste procedure, compreso quella per i riequilibri post vaccinazioni. Direi di cominciare a salutare gli amici. Vi ho intrattenuti un po', dandovi il tempo di scrivere delle domande e il tempo poi a noi di poterle selezionare. Buonasera Daniela. Allora Daniela, mi confermi che sei con noi? Sei collegata?
mi raccomando, già ci sono tempi, come dire, per quello che sono la diretta, no, i tempi di trasmissione, cercate di essere tempestivi. Vedo intanto che arrivano altri saluti. Ciao Gabriella. Comunque, mentre aspetto che la Daniela ci risponda, saluto anche Marco, saluto Marina, saluto Doriana, saluto Chiara, buonasera, buonasera anche Simona. E poi c'è un Facebook user che sicuramente qualche amicizia che si collega dal gruppo Facebook, a cui gentilmente chiedo di autorizzare StreamYard alla pubblicazione del suo commento, così da poter vedere anche chi è, perché purtroppo, come vedete, non... Allora, Marietto, hai selezionato quest'altra domanda perché effettivamente Daniela non c'è, almeno non sembra esserci. Dunque, rispondiamo a Marco. Marco, 9 giugno 97. Troverò l'amore finalmente dopo anni di sofferenze, e che sono single da molto. Ok, vediamo. Vediamo cosa dicono le sibille per te, Marco. 9 giugno 97. Ah, ecco, la Daniela ha risposto che c'è. E allora, cosa facciamo, Marietto? Rispondiamo. Intanto Marco, preparati e scrivici se ci sei, così che dopo ovviamente passiamo a te. E allora mi riconcentro, Daniela. Daniela, 15 agosto 82, comanderà con Salvatore 5 giugno 85. Ok. Allora, Daniela e Salvatore. Intanto si prepari Marco, ci scriva se c'è. Vabbè, allora il taglio è sicuramente molto incoraggiante. Dunque, sembra un momento propizio, sembra anche essere giunto un tempo che potremmo chiamare destinico, no? Il tempo della raccolta. Adesso vediamo un po' cosa ci dicono. Bene, allora, diciamo che c'è da portare un pochino di pazienza, perché Daniela qua cosa si vede? Intanto si vede una chiusura recente o comunque qualcosa che è possibile, vedi che sia avvenuto insomma un grande cambiamento, una chiusura che sicuramente è stata anche di qualcosa importante, ma che tutto sommato diciamo ha aperto un periodo di valutazioni. E non so se questo possa aver investito anche l'ambito lavorativo o se piuttosto si sia trattato di una qualche delusione forse da parte di una persona comunque un po' furbina, che non è stata completamente sincera o completamente disponibile. Dunque diciamo che c'è una situazione un po' pesante, che è rimasta anche incerta e ti ha lasciato un po' intanto molte perplessità legate anche a certe cose dette, probabilmente non c'è stata una totale trasparenza e sincerità, ma anche la possibilità che si sia chiusa male e senza un chiarimento, in modo confuso. Comunque, di fatto, non so se questa cosa parli per te quanto piuttosto per Salvatore, non so, a meno che non abbiate avuto a che fare in passato per questioni lavorative. In questo momento la situazione c'è, ma è un po' bloccata, per questo ho detto fin da subito ci vorrà un pochino di pazienza, perché vedi, intanto è bloccata da una prospettiva cosa? Di impegno serio, okay, dunque potrebbe avere magari delle remore per via di alcune esperienze del passato, ma non all'idea di frequentarti, okay? Di fatto c'è un qualcosa che è un po' col freno a mano tirato. Potrebbe avere a che fare comunque con, situazioni ancora, confuse, magari che lui ha, per suo conto. È possibile che ci sia comunque una situazione, non so se lui è stato impegnato con qualcuno a lungo, oppure se
è bloccato in un rapporto che non funziona più. Non ho idea di che non hai dato molte indicazioni su Salvatore, però di fatto ci sono dei blocchi e anche la possibilità che alcuni di questi freni sia dato dalle chiacchiere o dalla possibilità di essere chiacchierati e quindi non so se a questo punto veramente amplifica l'idea di un qualcosa che possa essere nato in un contesto magari lavorativo, dove ovviamente le chiacchiere sarebbero diciamo così, un ostacolo, un'interferenza. Comunque, tornando al momento presente e agli sviluppi col futuro, questa situazione un po' così effettivamente mette di fronte a delle scelte in futuro. Siamo in un futuro comunque non tanto lontano, sono le primissime carte dopo il tempo presente e, magari converrete nell'idea di frequentarvi magari un po' di nascosto, cioè di non mettervi in mostra. C'è comunque, una situazione di afflizione e non sarà magari una scelta che farete, felicemente, ma magari una conseguenza per rispondere a una situazione che si fa un po' problematica. Ma bambino, amatrice, amore, comunque sono le carte con cui chiude la stesa e che sancisce comunque, forse un inizio che possiamo dire, anche se con delle difficoltà e anche se magari nascosto, dà l'idea di un qualcosa che comunque può, svilupparsi e, che ha un potenziale, Sicuramente però, potresti coinvolgerti un po' di più o prima rispetto lui. Dunque, non è negativo, però attenta che magari non ti trovi troppo avanti da sola, Comunque nella chiusura abbiamo comunque un esito, come ripeto, si vede che ci sono delle resistenze a rendere questa cosa magari veramente solida o duratura, cioè non c'è un progetto a lungo corso, almeno al momento presente. La cosa si svilupperà fra difficoltà e, alcune resistenze, come abbiamo visto, e effettivamente vedrà, soprattutto il tuo coinvolgimento. Ma ogni tanto magari, come dire, vedi leggerezza, pensiero, conversazione, allegrezza al cuore, comunque sono carte che mantengono la relazione su un piano, fisico, passionale, su un piano, mhmm, come dire, di flirt, di corteggiamento e con la prospettiva comunque di un inserimento fra la cerchia delle amicizie, ma se non state già frequentando le amicizie insieme, attenzione, io do per scontato che vedendo alcune difficoltà e alcune scelte di stare un po' nell'ombra, quello sembra essere poi un passo comunque di respiro, no, per voi 2 come frequentazione. Però ecco, il coinvolgimento più approfondito e più importante non è ancora nella stesa, ma non lo escludo. Mh? Benissimo, vediamo la prossima domanda. Allora avevamo selezionato il Marco che ha scritto che c'è, vediamo se c'è ancora. Sì Federica ti vediamo, ma selezioniamo non in ordine di arrivo, ma sulla base di persone nuove. Ecco, cerchiamo sempre di dare una risposta, anche se francamente non mi ricordo di averti risposto prima, non lo so, ma comunque è il turno di Marco. Buonasera Ilde, sono Marco, 9 giugno 97. Ok, la domanda è se trova l'amore dopo anni di solitudine o sofferenze. Ecco, va bene, vediamo un po'. Marco, 9 giugno 97, vediamo un po'. Marco. Accidenti. Sai, stai ancora recuperando, tu. Sei stato tradito forse, cioè veramente la nemica non è una bella carta, Non lo è. Allora.
Eh. Allora Marco, beh, devo dire che non è che ancora si veda qualcosa di molto importante, oppure qualcosa di allegro, ecco. Mi sa che hai ancora degli strascichi, cioè si vede nella linea del passato che è coperta insomma dai nomi del marietto e della sottoscritta, si vede, come dire, una situazione con una persona. Adesso non so se tu hai frequentato una ragazza che magari era già impegnata, oppure era la tua ragazza ma hai avuto delle delusioni. Prego Daniela. Si vedono comunque dei corteggiamenti, si vede del movimento e che qualcuna di queste situazioni recentemente magari ti ha fatto desiderare qualcosa di più. In questo momento in questo momento io no, allora ti vedo in compagnia di amici, ti vedo in compagnia di persone che tu conosci e, però cosa vedo anche? Che c'è un uomo più grande, ques questo compare come il nemico, dunque c'è comunque una figura più grande, nella cerchia delle tue conoscenze che, causa, o volontariame ma più sembra indirettamente, del qualche ostacolo che non è grave, okay, però, diciamo che magari ti tiene d'occhio questa persona, ti controlla un po' troppo, come pure potrebbe anche indicare che se non è una persona fisica, allora alcune delle amicizie o una persona in particolare che fa parte della cerchia delle tue amicizie, comunque in questo momento non è proprio completamente dalla tua parte, magari esprime dei giudizi ogni tanto un po' severi e rigidi sul tuo conto. Considera che stiamo parlando sempre della figura del sacerdote, perché nel contesto qua sembra avere un ruolo in questo momento per quanto riguarda te. Allora, in realtà compare sia un amico, magari un po' più giovane di te, e sia quest'altra figura. Magari tiene un po' d'occhio, oppure un po' rigido, un po' severo e questo ti ostacola. Non so perché ti compaiano queste figure. Spero che per te siano significative di qualcosa. Nel prossimo periodo io però cosa vedo? Che arrivano delle voci che riguardano una tua ex e dunque queste voci, non ti faranno provare un po' di nostalgia. Vedo una tristezza che proviene legato al pensiero, a quello che è detto o che riguarda questa persona del tuo passato. Diciamo che ti darà però una determinazione, come dire: "Beh, la mia sensazione vedendo queste sibille, queste carte, è che magari ti verrà all'orecchio che, sta con Tizio, sta con Caio", non lo so, qualcosa del genere. E questo giustamente ti dà la spinta, la voglia veramente di girare pagina anche tu e di, una volta buona, superare questa cosa e disinteressarti veramente di quello che riguarda quella persona. Perché fondamentalmente, secondo me, c'è ancora qualcosa che ti porti dietro. L'ho visto al taglio, lo vedo nella stesa, cioè non sei completamente andato oltre quella situazione, forse perché ci sono ancora delle persone che hanno dei legami con alcune di queste figure che ti hanno fatto soffrire e dunque non ti sei veramente sganciato, C'è comunque qualche progresso nelle intenzioni in un futuro che non penso sia tanto lontano, ricordo sempre a tutti che guardano la diretta e che sono con noi che, le sibille generalmente parlano di eventi che si sviluppano abbastanza in fretta, ma è capitato anche che, dal momento che vanno proprio in ordine di eventi, che questi eventi ci mettano anche un po' a realizzarsi. A volte anche l'ordine di qualche mese, okay, dunque però per quello che vedo qui, tra alti e bassi avrai una certa determinazione ad andare avanti ed è qui che torna cioè c'è qualcosa. Intanto un inizio un po' incerto,
ma potrebbe essere una persona vicina, amica, di quella che è la ragazza che fai fatica a dimenticare. Potrebbe essere qualcosa del genere, okay, dunque, magari non è il grande amore della tua vita, ma è già qualche movimento rispetto al passato. Sarebbe bellissimo che tu riuscissi ad andare così oltre da non pescare, così vicino a persone che magari ti hanno fatto soffrire, però probabilmente questa persona ti è molto vicina e piano piano conquisterà, la tua fiducia, anche se ti ripeto, la vedo come una cosa che magari, inconsapevolmente sei portato a tirare nella tua vita perché non sei andato oltre queste sofferenze, okay? Allora, vediamo un po' adesso di ciao Marina, sì, io e te ci sentiamo mercoledì. Allora, vediamo un po', Marietto, chi allora la Doriana che, domani incontra un ragazzo, Alex, 12 febbraio '84, okay. Vediamo Doriana come andrà quest'incontro con Alex. Ci sei, vero Doriana? Stai seguendo? Vediamo se risponde la Doriana. Oh, perfetto, benissimo. Allora, vediamo dunque quest'incontro con Alex. Allora, mh. Mh. Sta nemica è libero questo Alex? C'è qualcosa che cercano di dirci le sibille, vediamo. Mah ma guarda Doriana, se lo incontri non sarà un granché. Perché guarda, intanto qua compare una persona che spero lui ti abbia detto di avere intorno. È comparsa anche la nemica al taglio, dunque già questi 2 segni a me, ormai ho imparato a capire che le sibille quando, mostrano certe cose, è bene sempre fare attenzione. Potresti anche essere tu, per carità, lui che ti scrive, vedi che non perde occasione, uomo giovane che tiene viva questa cosa, no, con i suoi messaggi e le sue telefonate, però vedovo amore non è proprio quella bella situazione scoppiettante. Diciamo che, o c'è qui un rimpianto, un ripiego, un qualcosa che, cerchi di esorcizzare frequentando questa persona, però ecco, è più una cosa che resta, almeno nell'immediato, come un flirt che può anche andare al di là, può anche andare un po' oltre di un flirt, può anche arrivare a un piano fisico, no, ma ecco, non è che vedo questo slancio più determinante a diventare qualcosa di più. Dunque se hai delle particolari aspettative è meglio se, resti ben ancorata al suolo, okay, perché lui vedi, nella linea del passato si vede un grande impegno
è un accentratore, comunque una persona che, ehm, cioè l'artista nelle questioni sentimentali, il narcisista, dunque sai, trova il modo di ammaliarti, di affascinarti, però anche qui bisogna capire, no, in che modo poi la cosa si sviluppa, perché si presentano tutti bene e il problema è dopo. Dunque c'è sicuramente un qualcosina, anche se ma l'incontro vedi, viaggio militare, mica l'incontro avrà dei risvolti un pochettino mhmm, un pochettino particolari, ecco. Non lo so, cioè l'incontro il viaggio c'è, ma o è tenuto nascosto e dunque sarà un segreto, non so, per te, per lui, per entrambi, non ho idea, oppure, è un incontro tanto per andare a segno e poi amici come prima, okay, cioè, devi anche immaginare tu, oppure chiederti cosa ti aspetti, no, e te lo dico perché vedi che poi ladro, leggerezza, gran signore speranza. Comunque sei destinata a incontrare un'altra persona. Questo ragazzo che vedrai domani, per carità, te l'ho detto, però ecco, è un po' una cosa che resta quella che è. Non io vedo un'altra persona poi arrivare da lontano alla chetichella e con questo effettivamente potrebbe esserci qualcosa di più interessante, perché compare come il gran signore che nelle situazioni sentimentali è qualcosa di più importante, cioè potrebbe essere l'uomo giusto, comunque un uomo che ti prende veramente a cuore. A me questo sembra un po' un cantastorie questo Alex. Poi sai, hai tutto il diritto di vivertela, mica sono io a dirti però ecco, ma l'importante è che, non ti aspetti chissà cosa. Okay, benissimo. Allora ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver partecipato e vi ricordo che sono ancora qui con voi mercoledì alle 21:15. Se avete piacere di un consulto professionale privato, il mio numero sta scorrendo tutta la serata in basso, in sovraimpressione, dunque contattatemi, 20 € 45 minuti. Grazie a tutti.